è chiaro. Passiamo da Paolo in Frasca. Tu c'hai un nipote che è veramente un bijou, perché questo ragazzo è preparato storicamente, musicalmente, è un grafico d'eccellenza, insomma. Io devo dire la verità, questo ragazzo veramente è il mio orgoglio. Va bene che i nipoti sono tutti cari, però lui, sai, se tu parli di che cosa devo parlare? Degli uccelli, lui ti spiega e ti dice, ma la cosa che mi ha fatto molto piacere e che mi ha colpito è che lui gli piace veramente questo mondo che sarebbe lo spettacolo, il teatro, il cinema, e come infatti lui sta imboccando questa strada di regista, e sono veramente contento e orgoglioso perché diciamo che sta iniziando così con questo Oscar Di Mai che ha fatto Bucafone, e poi con me che ha preso queste canzoni mie, diciamo che ho fatto a mezzo secolo di canzoni, questo diciamo come si chiama, Ecuba. Pino Ecuba. E praticamente insomma questo Pino ha detto mi fa piacere, le voglio trasmettere. E lo voglio dire anche pubblicamente, diciamo. Questa rete Edoardo, che sarebbe poi Canale 21, sì, è anche un'altra persona che si preoccupa delle nostre cose napoletane. A me mi fa piacere perché questa Tele Edoardo manda delle trasmissioni nelle case di questa gente, che sarebbe poi Napoli, che accontenta questa grande fascia di persone anziane che riascoltano queste belle sono canzoni appassionati napoletane. Certamente. E io sono orgoglioso di questo ragazzo che sarebbe Salvatore Architravo, regista, un plauso regista con i fiocchi. Sono io il nonno che ti fa un applauso perché sei bravo veramente, e chiaramente è un momento molto difficile, e poi in questo mondo se non hai, diciamo così, la fortuna, come diceva Domenico Modugno, nel mestiere nostro devi avere fortuna e poi fare.